Il mio diario Tutti i colori del Veneto, distribuito gratuitamente a tutti gli alunni delle elementari sul territorio della città metropolitana, sarà letto da circa 16.000 bambini e bambine. Nelle sue pagine, oltre alle informazioni consuete sugli orari delle lezioni e i compiti per casa, gli alunni troveranno consigli sui corretti stili di vita, natura e cultura per aiutarli a scoprire la bellezza che li circonda e i servizi importanti per la loro salute e per quella delle loro famiglie. Far arrivare ai bambini attraverso le modalità che loro hanno giocose tutti i concetti e questi importanti contenuti di promozione della salute, promozione sani stili di vita e prevenzione quindi delle malattie che possono portare poi a patologie nell'età più adulta. Noi cerchiamo di far ragionare le persone e utilizziamo lo strumento della scuola, che è uno strumento potente e sul quale noi dovremo sempre più investire per creare delle generazioni e delle comunità all'altezza di questo mondo complicato. Dove e come verrà distribuito il diario? In tutte le scuole dell'azienda, in tutte le scuole elementari dell'azienda, e quindi avremo modo di far passare dei messaggi positivi, tranquilli, costruttivi a tutte le famiglie che potranno entrare in contatto con questo strumento. Per gli alunni di prima e seconda invece è stato realizzato un quaderno semplificato per renderlo adatto ai bambini più piccoli. Questa iniziativa consente al Comune di Venezia, ha commentato l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio, di arrivare ai giovani in maniera semplice ed efficace. Siamo felicissimi che l'ASL Tre Serenissima abbia confermato anche per quest'anno il diario scolastico. È uno strumento utile perché chiaramente fa parte del nostro bagaglio quotidiano, sano perché contiene delle pillole di educazione civica e colorato.